venire da questa parte. Ci sono voluti 1293 giorni per realizzarla, la nuova pediatria, un'opera attesa da oltre 20 anni a Padova che sarà il punto di riferimento del Veneto. 8 piani, 155 posti letto, 6 sale operatorie d'avanguardia, ogni stanza ha uno spazio pensato anche per i caregiver. Un giorno importante per il sistema sanitario d'esame, per la comunità direi, no? Padovana e veneta e anche nazionale e internazionale. Pensate ai bambini di Gaza che abbiamo ricoverato nella nostra pediatria e che troveranno, spero di no, che non serva più, ma che possono trovare appunto risposte sicuramente accoglienti e efficaci in termini sanitari. La consegna dei lavori il 17 marzo del 2022, la conclusione del cantiere lo scorso 30 settembre, prima un lungo iter giunto ad una svolta nel 2017 e poi nel 2019 con l'abbattimento della palazzina di pneumologia dove oggi sorge la nuova pediatria. L'opera è costata oltre 107 milioni di euro, di questi 15 milioni destinati agli arredi pensati per rendere l'ambiente a misura di bambino garantendo le migliori cure possibili in ogni campo. 26 infatti sono le unità operative. Una pediatria che merita di essere IRCS, essere riconosciuta come centro di ricerca e lo sarà, visto considerato che noi stiamo spingendo molto con le pratiche su questo fronte con il governo. La pediatria di Padova è il più grande istituto dedicato alla cura del bambino del nord-est. Ogni anno mediamente vengono ricoverati qui 10.000 bambini. Gli accessi al pronto soccorso sono 25.000, le visite ambulatoriali sono 320.000. Qui in un anno nascono in media 2.800 bambini. Avere una casa adeguata era un obbligo, hanno detto medici e politici presenti all'inaugurazione. Posso dirvi che è già accreditata e funzionante l'area radiologica con quella risonanza che dal 16 di ottobre avrà i suoi primi appuntamenti.